Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Ljubezen in usmiljenje Boga, ki nas je vsakega posebej ustvaril in skrbi za nas z nedoumljivo naklonjenostjo, se iz dneva v dan izkazuje na vse mogoče načine. Bog ljubi človeka in si neizmerno želi njegove sreče tu, na tem svetu, kakor tudi po tem življenju za vso večnost pri njem v nebesih. Da bi nas usmerjal na poti življenja k resnični sreči, nam je poslal svojo besedo in z njo navodila, ki so zapisana v Svetem pismu. Poslal nam je ladjo rešitve, svojo cerkev, da bi na razburkanem morju življenja srečno vozili in prispeli na cilj. Toda človek pogosto ne upošteva ne Božje besede, ne navodil cerkve. Zato mu dobrota in usmiljenje Boga daje še dodatne vzpodbude, ki so dane po zasebnih razodetjih. Verjetno v današnjem času ni države, ni dežele, kjer ne bi Bog na poseben in izreden način interveniral po prikazovanjih Božje Matere Marije, samega Jezusa, svetnikov ali Božjih angelov, saj nas v sporočilih opozarja, da so to zadnji ljubeči opomini človeštvu, ki je odpadlo od Boga. Kaj bo sledilo, če tudi tokrat zakrknemo svoje srce in ne bomo slišali in uresničili Božjih želja? V Marijinem mesecu maju nam je Bog v našo lepo domovino že drugič poslal vidca iz Južne Amerike, Edsona Glauberja, kjer se v njegovi domovini Amazoniji, v Braziliji, že od leta 1994 dogajajo veličastne stvari. Njega in njegovo mamo Marijo je takrat prvič na poseben način obiskala kraljica rožnega venca in kraljica miru, ob njej pa Jezus in sveti Jožef. Gospod Glauber je danes med nami in ga lepo pozdravljamo. Dobrodošli. Buongiorno, vi saluto e sono felice di essere qui oggi. Najprej vas prosim, da nam malo predstavite vaše življenje, da nam opišete, iz kakšnega okolja prihajate, iz kakšne družine, kako ste živeli pred letom 1994, torej preden so se začela prikazovanja. Meu nome é Edson Glauber, eu vengo de Manaus, Amazônia, Brasília. Abito lì a Manaus com i miei genitori e i miei fratelli. Siamo una famiglia già sempre cattolica. Nella fede, minha madre insegnava a me e ai miei fratelli a pregare da piccolini il rosario alla Vergine Maria. E, come tutte le famiglie, pregavamo quando passavamo difficoltà, problemi. Non era come le famiglie dell'Amazzonia. Quando tutto andava bene, non pregavamo. Quando noi andava tutto bene, quando non andava bene, pregavamo il rosario. E eravamo così, ancora non a vivere bene la nostra fede. E nel passato, nella mia vita, come tutti gli altri giovani, io, volevo sempre divertirmi, vivere, andare con i miei amici. Quando si cresce, 14-15 anni, non avevo interesse di andare in chiesa. E Dio ci chiama e Dio mostra che dobbiamo cambiare e che noi dobbiamo vivere una vita di fede. E questo è successo con me e con la mia famiglia, la chiamata di Dio, quando Dio ci chiama fortemente a vivere un cammino di conversione con Lui. Kako se je torej zgodilo prvič, tistega 2. maja leta 1994, menda ste že predtem dobili opozorilo, da se približuje nekaj izjemnega. Kako ste doživeli to prvo prikazovanje vi in vaša mama in kaj je Marija prvič povedala? Tutto è cominciato nell'anno di 1994, nel mese di maggio, 2 maggio. Prima di questi avvenimenti a casa mia ho avuto gli avvisi di Dio. Come ho parlato prima, Dio ha chiamato a me e la mia famiglia alla conversione e questo è avvenuto con la morte di un fratellino mio di 11 anni che si chiamava Quirino. Quirino era più giovane di me.
Quirino, in quel giorno, 1 settembre di 89, quel anno avevo 16 anni, giocava a casa nostra. E lì dentro casa a giocare si è fatto male e è stato grave a giocare questo male che è venuto a lui a casa e in ospedale non è riuscito a vivere, è morto. E questa è stata la prima chiamata di Dio a me e alla mia famiglia che noi dovevamo avvicinarsi da lui. Perché prima io non volevo più andare in chiesa, era un tempo che eu era molto ribelle. E quando mio fratellino è morto, da una settimana dopo ho cominciato a avere sogni con la Madonna e con Gesù. Perché la prima cosa che ho fatto quando mio fratello era morto, lì che hanno portato in ospedale, aveva chiesto alla Madonna, perché mi ricordo che avevo visto una immagine piccola della Madonna di Fátima in un libro, mi sono rivolto alla Madonna da chiedere semplicemente aiutaci, perché i miei genitori in quel momento non erano a casa, erano in centro Manaus a comprare certe cose per la nostra famiglia. E quando minha mamma e mio papà sono arrivati a casa, era già successo tutti grossi guai e abbiamo sofferto tanto. Da quel giorno, 1 settembre in poi, Dio ha cominciato a lavorare nella mia anima. Ho cominciato a avvicinarmi dalla preghiera, ho cominciato a pregare o rosario, andare in chiesa e ho cominciato a sognare con Gesù e con la Vergine, che mi mostravano certe cose nei miei sogni. Io dico sogni, ma erano molto veri, erano sogni che non era come un sogno, erano una cosa che Dio rivelava a me. E prima che succedesse gli avvenimenti di 2 maggio della Madonna apparire a casa mia, ho cominciato a fare il primo sabato del mese il Cuore Immacolato di Maria, perché un'amica mia mi aveva regalato un libricino dove si insegnava che la Madonna chiedeva di fare il primo sabato. E ho cominciato a fare questo primo sabato e quando facevo questo primo sabato del mese sognavo con la Madonna che mi preparava. Solo che ancora giovane non capivo cosa la Madonna voleva da me. Finché nel 30 aprile di 1994 pregavo a casa con i miei fratelli e alcuni amici, o rosario. Abbiamo deciso di sabato trovarsi insieme, pregare o rosario. Stavo pregando con loro quando io ascolto una voce che parla con me. Era per il secondo, terzo mistero. E la voce dice, prega con cuore. Io apro i miei occhi per vedere chi parlava con me, non vedo nessuno, perché era una voce di una donna molto bella. C'era solo i miei fratelli, i miei amici. Io penso che non è stato niente. Ritorno a pregare e ancora viene quella voce che dice, prega il rosario tutti i giorni. Apro gli occhi, guardo, non vedo nessuno ancora. E penso, ma è chi parla? Ma non sapevo chi parlava. Quando finisce il rosario, quando pregavamo la Salve Regina, ascolto la voce che viene del quadro di Gesù e della Madonna, che era nelle mura di casa, della sala, e viene del quadro della Madonna la voce che dice, sto arrivando, aspetta. Da lì non ho sentito più nulla. Sembrava che la Madonna e Gesù venivano fuori dal quadro, come se diventassero vivi. Mi sono molto emozionato e dopo è sparito tutto questo. Questo era sabato, 30 aprile. È venuto 1 maggio, una domenica. È stato il giorno che nel Brasile è morto un pilota molto famoso che si chiamava Ayrton Senna, che è uscito in TV la notizia della sua morte. E mia madre, a vedere la TV, la morte di Ayrton Senna, si è ricordata del mio fratellino Quirino che era morto a 89. E è venuto un ricordo di lui e ha pianto tanto quella domenica, con nostalgia del mio fratello. E mia madre quella domenica è andata a dormire piangendo molto, perché mia madre piangeva molto per la morte del mio fratello. Mattino dal 1 maggio per 2 maggio, per domenica per lunedì, era 4 del mattino, mia madre si sveglia come se una persona la chiamasse per pregare.
si alza, vai à sala di casa a pregare o rosário. Stava pregando quel momento tre misteri, gaudiosi, dolorosi, gloriosi. Stava finendo il mistero glorioso quando la sala di casa si riempie di una luce molto bella e appare una giovane con un manto bianco che arrivava fino ai piedi, la veste bianca che arrivava fino ai piedi, i piedi scalzi sopra una nuvola e mostrava o rosario alla mia madre. E minha madre, molto emozionata, perché non pensava mai di vedere questa visione così, mia madre nel suo cuore sente che era la Madonna, ma non aveva la Madonna detto che era lei. La mia madre solo dice: benedice a me, la mia famiglia e se possibile tutta l'umanità. Dopo aiutaci a me, la mia famiglia e se possibile tutta l'umanità. E minha madre ha avuto il coraggio di domandare da mio fratellino se mio fratello stava bene, perché non voleva vedere, voleva solo sapere se mio fratello stava bene, perché voleva quella risposta per avere il consolo. E la Madonna mostra mio fratello alla mia madre vede Quirino, mio fratello guarda la mia madre, gira verso la Madonna a dire alla Madonna: la mia madre mi vede, e sparisce. Minha madre, molto emozionata perché ha visto mio fratello che la Madonna mostrava, dice alla Madonna: come posso ringraziarla? La Madonna guarda mia madre, mostra o rosario ancora in mano, dice: prega, prega. Questo è stato il primo messaggio, la prima apparizione, 2 maggio 1994. Od takrat se vam ob Mariji prikazuje tudi sveti Jožef. Kakšen je bil do tedaj vaš osebni odnos do svetega Jožefa? Sì, sono apparsi la Madonna, Gesù e San Giuseppe. Prima non avevo così devozione tanto a San Giuseppe, ma il Signore mi preparava, perché quando io andavo à cattedrale di Manaus, in centro, che c'è lì, ela è in onore alla Immacolata Concezione, tante persone andavano lì a pregare la Madonna, anch'io andavo lì a pregare la Madonna, solo che alla sinistra, quando si entra nella cattedrale, c'è una statua bella di San Giuseppe, e sentivo nel mio cuore attirato a andare da lui, a pregare da lui, solo che io non capivo perché andavo da San Giuseppe a pregare da lui. E quando andavo nella cattedrale per la Santa Messa, dopo finivo lì da San Giuseppe, facevo questo di passare da lui e sentivo nel mio cuore come se tutti andavano solo dalla Madonna, ma da lui nessuno andava. E io mi ricordo che una volta mi è venuto il pensiero: poverino, nessuno prega a lui. E passato questo giorno torno a casa. E dopo, nelle apparizioni, la Madonna, quando è apparsa a me e ha cominciato a dire tanti messaggi di Gesù, mi hanno parlato di San Giuseppe, che io dovevo aspettare la visita di San Giuseppe, che veniva dalla parte del Signore per trasmettere messaggi importanti per il mondo, per le famiglie e per la Chiesa. Questo la Madonna mi aveva parlato nell'anno di 1995. Era passato un anno, 95, finito dicembre di 96, passa un anno praticamente. Ho detto: ma la Madonna dice che San Giuseppe veniva per dire qualcosa, ma non è mai apparso. E ho detto: forse non viene, ma San Giuseppe è venuto un anno dopo questo messaggio della Madonna e ha cominciato a rivelare la devozione al suo cuore castissimo. Kaj zanimivega, kaj lepega pa vam je sam sveti Jožef povedal o svojem zemeljskem življenju, o svoji družini tukaj, ko je še bil na zemlji? San Giuseppe mi ha rivelato alcune cose solo, non tutto, perché San Giuseppe mi ha rivelato allora che è partito di questo mondo, che era stato alle ore 21. Anche lui e Gesù mi hanno parlato questo. E San Giuseppe mi parlava un pouco della quando Gesù è nato,
che quando ha visto Gesù lì che è nato a Betlemme è stato una grande gioia il suo cuore castissimo, che il suo cuore castissimo si è riempito di grandi gioie e grazie di Dio a contemplarlo. San Giuseppe, quando mi ha raccontato un po' dei suoi dolori, quando ha perso Gesù nel Tempio, che il onore che il Padre ha donato a lui davanti a tutti che erano lì in Tempio, perché quando la Madonna e San Giuseppe trovano Gesù nel Tempio e che Gesù, la Madonna dà onore a San Giuseppe, poteva parlare a Gesù, chiamare l'attenzione di Gesù, ma non ha fatto mettendo lei per primo, ha messo prima San Giuseppe, quando ha detto guarda che tuo padre e io ti cercavamo afflitti. La Madonna ha dato un onore a San Giuseppe, lì davanti a tutti nel Tempio. E Gesù, quando ha parlato perché mi cercavate, ero a fare la volontà del mio Padre. Gesù parlava della volontà di Dio Padre, ma quelli che erano nel Tempio hanno capito che parlava qualcosa per San Giuseppe. Gesù e la Madonna ha dato questo onore a San Giuseppe silenzioso, San Giuseppe che lhe ama tanto Gesù ali, e Gesù e la Madonna che lo amano tanto e che sono ringraziati a San Giuseppe per tutto quello che San Giuseppe ha fatto a loro. E San Giuseppe mi ha mostrato tante volte, quando in visione, certe scene quando viveva con Gesù, con la Madonna, quando teneva Gesù nelle sue braccia. E mi ha toccato tanto una visione quando San Giuseppe, che guardava Gesù piccolino, ha saputo per una rivelazione di Dio cosa doveva succedere a Gesù. E sapeva che lui non poteva essere vicino a Gesù perché sarebbe già partito, doveva rimanere solo Gesù e la Madonna. E San Giuseppe, per una rivelazione di Dio, che ha saputo che tanti dovevano disfigurare la faccia di Gesù con tanti pugni, San Giuseppe bacia amorevolmente il volto del bambino Gesù, già offrendo a Gesù il suo amore, la sua riparazione per tutte quelle offese che Gesù doveva ricevere più avanti. Questo mi ha toccato molto nel cuore, mi ha emozionato a vedere o grande amore di San Giuseppe per Gesù, o quanto San Giuseppe amava tanto Gesù e la Madonna. Mi vsak dan v naših molitvah molimo k svetemu Jožefu in ga prosimo tudi, da bi nam pomagal, da bi imeli srečno smrt. Vam je morda tudi kaj povedal o svoji smrti, o svojem odhodu z tega sveta, kako se je on poslovil? Vemo, da sta ob njem ostala Maria in Jezus, ne? San Giuseppe ha ricevuto di Dio una grande gloria. Così come la Madonna è andata in cielo lì e è con Gesù, anche San Giuseppe è lì e ha un grande potere di intercessione davanti al trono di Dio per noi. E San Giuseppe in cielo, dopo la Madonna, è il santo più, diciamo, che deve essere onorato. E tante persone non danno questo onore a San Giuseppe. Anche nella terra, qui in mezzo a noi, tante persone dimenticano di pregare a San Giuseppe. Pregano a San Francesco, Santa Caterina, ma non si ricordano che dopo la Madonna, San Giuseppe è importante di tutti gli altri santi. E San Giuseppe è quello che anche come la Madonna ci ottiene tante grazie davanti a Dio e che intercede per tutte le famiglie, perché è il protettore della Santa Chiesa e anche protettore delle famiglie, che protegge le nostre famiglie, così come ha protetto la Sacra Famiglia. E San Giuseppe è andato in cielo e ha anche una grande gloria in cielo lì davanti a Gesù e alla Madonna. A Itapiranga, in un'apparizione nel 1997, appare nel monte dove c'è la croce vicino alla cappella, tutti e tre, la Vergine, Gesù e San Giuseppe, seduti in troni bellissimi. Gesù era in mezzo, la Madonna era alla destra di Gesù e San Giuseppe era alla sinistra. E tutti e tre avevano nelle loro teste corone che brillavano d'oro. Anche San Giuseppe aveva una corona d'oro in testa, di gloria, perché è lì alla sinistra di Gesù, la Madonna alla destra di Gesù.
E è stato Gesù che ha voluto che noi dobbiamo amare molto San Giuseppe, così come noi amiamo a lui e la sua madre, la Vergine Santissima, che dobbiamo amare tanto, tanto San Giuseppe. Gotovo si mislimo, da je sveti Jožef bil deležen oziroma je deležen posebne božje slave, če je bil vreden biti varuh na zemlji in krušni oče, vzgojitelj samemu Božjemu sinu. Sì, San Giuseppe è quello che ha custodito la Vergine Immacolata e ha custodito il Divino Salvatore, Gesù, il Re del Cielo. Nessun altro uomo ha avuto questa gloria donata da Dio. Era San Giuseppe che poteva avere nelle sue braccia il Verbo, la parola incarnata da Dio nelle sue braccia. Quando le persone andavano lì a lodare il Signore per ascoltare la scrittura, San Giuseppe aveva Gesù lì con lui, Dio in persona nella sua casa. San Giuseppe ringraziava a Dio Padre per questo grande onore che Dio Padre ha donato a lui, di poter essere lì come davanti a tutti gli uomini, il Padre di Gesù in terra. Anche la persona di San Giuseppe, il Padre ha scelto San Giuseppe per questo compito. Il Figlio ha voluto, lo Spirito Santo ha permesso che San Giuseppe fosse il sposo della Madonna in terra. La Santissima Trinità ha avvolto San Giuseppe con grandi grazie e benedizioni per compiere la sua missione perfettamente in quello compito di custodire la Sacra Famiglia. Marija naj bi se bila prikazala po številnih domovih tamkajšnjih vernikov pri vas v Amazoniji, da bi opozorila, kako pomembno mesto imajo pri Bogu družine. Kaj vam ona, sveti Jožef in Jezus povedo o družinah? Katere so Božje želje glede naših družin? Danes tudi veliko parov živi neporočenih, pa imajo otroke. La Madonna veramente a Itapiranga, nell'inizio delle apparizioni, la Madonna appariva ogni giorno in una casa di una persona. Andavamo a pregare il rosario e sempre nel finale del rosario la Madonna appariva, ci benediceva e donava i suoi messaggi. Io posso dire che lì a Itapiranga, nell'inizio delle apparizioni, la Madonna è apparsa praticamente, che era poche case in quell'inizio lì, è apparsa in ogni posto da Itapiranga, per dire che Itapiranga doveva appartenere totalmente a Dio e a lei. E la Madonna, apparendo nelle case di queste famiglie, ha mostrato a noi che le famiglie sono importanti per Dio, perché le famiglie sono le chiese domestiche, chiese familiari, e che tante persone non capiscono la santità delle loro famiglie, perché quando un uomo e una donna che ricevono il sacramento del matrimonio formano una famiglia con i loro figli, quella casa, quella famiglia è santificata dalla benedizione e dalla presenza di Dio. E gli uomini dei nostri tempi, tanti genitori, non capiscono più queste cose, perché fanno tutto di sbagliato dentro delle loro case. Se le persone sapessero l'importanza della presenza di Dio nelle loro case, la coscienza che Dio è presente, non si succedeva tante cose brutte tra i genitori e figli e genitori che non si amano, non si perdonano, perché Dio è presente. E Dio rimane triste quando vede famiglie rovinate, perché non pregano, perché non sono unite, perché non vanno insieme alla chiesa, alla messa, perché non sappiano lodare il Signore e ringraziare per tutto quello che Dio dona a noi con il nostro lavoro, il pane quotidiano, perché tutto è dono di Dio. Tante persone pensano il lavoro, se non è stato donato da una permissione di Dio non lavoriamo, perché se non abbiamo salute o vita moriamo. Dio può dire oggi a noi, oggi tu non vivi più, e siamo partiti di questo mondo. Tante persone non sanno neanche ringraziare la vita che hanno donata da Dio. E la Madonna e San Giuseppe e Gesù sono venuti in Amazzonia a ricordarci questo, che dobbiamo smettere di essere ingrati davanti a Dio, di ringraziare il Signore per il dono della nostra famiglia, di santificare le nostre case con la preghiera,
vivendo i comandamenti di Dio e di vivere veramente come una famiglia di Dio, come Dio vuole, imitando le virtù della Sacra Famiglia, la famiglia Gesù, Maria e Giuseppe. Marija se je prikazala tudi v vaši cerkvi. Kaj je hotela s tem povedati? La Madonna mostra che la Chiesa è la casa del Signore. Ha mostrato primeiramente, appariva nelle case delle persone a dire che le famiglie sono importanti, ma appariva anche dentro di Chiesa per dire che anche noi dobbiamo andare nella casa di Dio per ringraziare Dio, perché lì è il posto principale. Tante persone vogliono che Dio benedica solamente la loro famiglia, ma non sanno ringraziare il Signore, andare nella casa del Signore. Rimangono lì nella sua vita, dove abitano, ma la Madonna dice che la casa del Signore è il primo posto che Dio ci aspetta, perché è lì sempre presente, e che la Madonna dice che dobbiamo mettere Dio nel primo posto nella nostra vita, nei nostri cuori, amare a Dio sopra ogni cosa. Tante persone dicevano: ah, ma io non ho peccato, non bisogna andare in chiesa, non bisogna perché non faccio male a nessuno, non faccio sbagli. Ma hai amato a Dio veramente, perfettamente sopra ogni cosa? E le persone rimanevano senza risposta. Allora vai a casa del Signore a chiedere perdono, a chiedere la sua benedizione, a pregare e a lodare il nome del Signore, perché Dio abbia misericordia di te e della tua famiglia, perché nessuno ancora ha imparato a amare a Dio sopra ogni cosa perfettamente. Fino alla fine della nostra vita, enquanto abbiamo aria per respirare, è ancora da imparare da amare a Dio sopra ogni cosa. Kaj pa njene želje glede naših pokojnih? V vaši knjigi lahko preberemo, da so ljudje v vaših krajih doživeli, da se je prikazala tudi na vhodu na mestno pokopališče. La Madonna ha fatto questo a Itapiranga perché? Perché le persone cosa dicevano? La persona è morta, è andata in cielo. Non pregavano più, non si ricordavano dei loro morti, dei familiari, perché pensavano che stavano bene. E la Madonna dice no, che noi dobbiamo ricordare delle anime, del purgatorio, dei defunti, perché dobbiamo ricordare che non tutti stanno bene così, come pensano tante persone. Non sappiamo cosa hanno fatto le persone in vita, o le loro imperfezioni o sbagli. E tante volte le anime che sono in purgatorio chiedono le nostre preghiere per sollevare le loro sofferenze. E la Madonna nel mese di novembre a Itapiranga, era anno di 1997, eravamo lì a pregare, è apparsa a casa, c'erano tanti pellegrini quel giorno lì a Itapiranga, e la Madonna che da casa mia, la Madonna conduce io e la mia madre al cimitero, perché era per pregare per le anime del purgatorio, perché tante persone non si ricordano più, non sanno dare, diciamo, non lo so dire, o non so se è omaggio la parola giusta, ai defunti, di ricordare, un atto di misericordia, di fare questo, di offrire la Santa Messa, offrire i nostri acqua santa anche, che aiuta le anime del purgatorio. Mi ha insegnato: prende l'acqua santa, offre per le anime del purgatorio. E vedevo che quel goccio di acqua, anche se era qui nel nostro mondo, ma cadeva lì nel purgatorio e le anime a sollevare alivio. Erano felici perché si sentivano più sollevate, le loro afflizioni allontanate. E la Madonna dice che il purgatorio, se la Madonna non apparisse in questo nostro tempo oggi, quelle anime che dovevano condannarsi all'inferno, ma a causa delle tante apparizioni, grazie e preghiere di tante persone, quelle anime che dovevano condannarsi al fuoco dell'inferno hanno cominciato un cammino di conversione e nel finale, invece di andare all'inferno, almeno sono andate in purgatorio. Tanti hanno acquistato il cielo, ma tanti vanno in purgatorio perché
non hanno fatto bene ancora le cose come dovevano. E dobbiamo ricordarsi questo, dei defunti, delle anime del purgatorio. Vsaka duša potrebuje molitev in milost, da pride k Bogu in k Božji ljubezni, je povedala tudi v Medžugorju. Sì. Prihode nebeške matere zmeraj doživljate ob molitvi rožnega venca, med 7-kratno molitvijo apostolske vere in 5-kratno molitvijo pozdravljena kraljica. Kakšen pomen imajo vse te molitve? Nell'inizio no, le apparizioni nell'inizio succedevano quando pregavamo il rosario. Quando era nell'inizio del primo mistero o secondo mistero, la Madonna appariva. E la Madonna era lì che accompagnava tutta la preghiera che facevamo io e mia madre con le persone presenti all'apparizione. E la Madonna ci accompagnava, ascoltando la nostra preghiera. E il sacerdote che orientava noi ha detto di chiedere alla Madre di Dio di apparire nel finale del rosario, perché tante volte quando appariva nel primo o secondo mistero, le persone che erano lì tante volte vanno per curiosità e le persone non volevano pregare, volevano solo vedere cosa succedeva. Allora il sacerdote orientato chiede alla Madre di Dio se è possibile di apparire nel finale del rosario, così tutti pregano il rosario tranquillo, con calma, e nel finale lei appare e può trasmettere il messaggio. Quando la Madonna è venuta, ho detto questo alla Madonna, che il sacerdote aveva chiesto così se era possibile. La Madonna ha sorriso, ci ha benedetti e è andata via. Nell'altro giorno, quando abbiamo cominciato a pregare il rosario, non è apparsa, è apparsa solo nel finale. La Madonna ha obbedito, perché ha fatto così, ha obbedito. E non bisogna, anche io o la mia madre, essere in preghiera, pregare il rosario lì con tutti, per la Madonna apparire o dire qualcosa a noi. Perché tante volte la Madonna ci chiama quando stiamo dormendo, 3 o 4 del mattino, ci sveglia. E siamo a dormire, non siamo a pregare. E la Madonna che ci chiama con una voce calma, materna, amorevole, Edson o Maria do Carmo, venite a pregare con me. E noi ci alziamo e andiamo a pregare con la Madonna, che lì prega per le cose che succedono nel mondo, o una cosa che per evitare un male, e noi con la Madonna preghiamo, finché la Madonna ci benedice e dice che possiamo tornare a dormire. Tante volte le apparizioni hanno successo quando io a casa mia facevo qualcosa che la mia madre mi aveva chiesto. Mi ricordo che una volta era a casa a pulire la casa a Itapiranga. Era un giorno che aveva tanta tempesta, acqua, pioggia. E ero lì a casa e pensavo, ma oggi tanta pioggia, come sarà lì per andare nel posto? No? Pensavo, e senza aspettare la Madonna appare improvvisamente lì. Io stavo facendo le cose, quando guardo, mi giro, la Madonna era già là, che mi guardava e mi ha parlato, mi ha trasmesso il messaggio, mi ha benedetto. E la Madonna non bisognava, c'è il momento che c'è l'apparizione, l'ora, che tanti vanno, chissà che quell'ora possono essere presenti, ma nelle altre ore del giorno, se la Madonna vuole parlare con me, con la mia madre, vieni, parla, ci parla. È la volontà di Dio, non la nostra. Non è che vogliamo che la Madonna venga e appare a noi e deve venire. No, è lei che fa come vuole. Se lei desidera parlare qualcosa, vieni e trasmette un messaggio. Marija je na poseben način blagoslovila tudi vodo nekega vašega studenca. Kako se je to zgodilo in kaj je s tem pravzaprav želela? Sì, la Madonna ha benedetto a Itapiranga una sorgente di acqua nel 10 ottobre 1996. Era apparsa la mia madre, mattino presto, era verso le 5 del mattino, ha chiamato la mia madre e ha detto che doveva io, la mia madre e mio papà andare in quel posto che lei indicava a mia madre, che c'era questa sorgente, che dovevamo andare lì alle 3 del pomeriggio e di pregare una coroncina della misericordia.
E la mia madre ha detto, ma io non lo so dove c'è questa sorgente. E la Madonna ha detto, il tuo sposo Gabriel sa dov'è, domanda a lui. E la mia madre ha detto, posso portare la mia figlia? E la Madonna ha detto, no, solo te, tuo sposo e Edison, voi tre. E abbiamo obbedito alla Madonna così. E papà, la mamma domanda a papà, sai dove c'è questa sorgente di acqua? Papà ha detto sì, è nella nostra proprietà, che c'era questa proprietà che era del mio papà nel passato. Papà, la mamma dice, portami, io e Edison lì in questo posto, dobbiamo essere lì alle 3 del pomeriggio per pregare la coroncina della misericordia che la Madonna ha chiesto. Papà ci porta, eravamo lì, 3 del pomeriggio, abbiamo cominciato a pregare. Quando pregavamo la coroncina della misericordia è apparso un cielo che volava, è entrato nell'acqua 3 volte e durante tutto il tempo che abbiamo pregato la coroncina della misericordia, o cielo davanti a noi fermo a volare. E mio papà è rimasto surpreso perché non aveva mai visto una cosa così, un cielo volando davanti lì a noi, fermo. E quando noi abbiamo finito la coroncina, l'uccello vai via. E quando l'uccello vai via, appare la Madonna. È stata un'apparizione che la Madonna è venuta senza la nuvola sotto i piedi, era in aria. E non vedevo la nuvola, solo la Madonna lì luminosa. E la Madonna scende, bassa, dove c'era la sorgente. La Madonna bagna i suoi piedi, bagna le sue mani nell'acqua e la Madonna fa 3 volte il segno della croce e dice che Gesù ha mandato lei lì per benedire l'acqua di quella sorgente che doveva essere per tutte le persone ammalate nel corpo e nell'anima e che le persone che dovrebbero andare lì in quel posto con cuore pentito dei suoi peccati, facendo un proposito di cambiare vita e che bevevano quell'acqua dovevano essere guariti dalle loro malattie e che l'acqua della sorgente è per guarire tutti i tipi di infermità, malattia che c'è nel mondo. E la Madonna dice che era la volontà del Signore che le persone avessero conoscenza di questo posto, di questa sorgente e che andassimo in processione a quella sorgente pregando per tutti gli ammalati sofferenti. Allora abbiamo capito la richiesta della Madonna per questa sorgente. È un momento di ricordare gli ammalati, è un momento di ricordare i nostri fratelli più sofferenti, che tante volte solo una persona che passa per una croce dell'infermità, della malattia, sa il dolore che sente. Uno che non passa per quello non lo sa. Allora la Madonna dice solidarietà, amore, carità verso il malato, di portare una parola di coraggio, di fede a una persona malata in ospedale, perché tante persone in ospedale gli dà sola, tante volte non hanno più i parenti, noi non sappiamo chi sono queste persone e la Madonna dice andate a visitare gli ammalati, portare la luce del mio figlio ai più sofferenti, aiutate quelli più bisognosi e questo abbiamo capito. E la Madonna anche ha detto se i malati non possono venire qui in questa sorgente e i loro familiari possono venire a pregare per loro, a prendere dell'acqua e portare a loro, che la Madonna dice che la grazia sarà la stessa, perché Dio è misericordioso, vuole aiutare a tutti. E la sorgente deve essere conosciuta come sorgente della misericordia e della grazia, perché la Madonna ha detto che è stata una grazia del cuore misericordioso di Gesù per tutti i suoi figli malati nel corpo in nell'anima. Do Amazonije v Brazilijo nam je zelo daleč, torej ni treba, da pridemo tja, da bi uživali vodo tega studenca, ampak bi bilo dovolj, da nam je tudi kdo prinese, denimo. Sì, anche se uno lo porta, io penso anche se non possono andare lì a prendere l'acqua, un pensiero alla fede. Non c'è distanza per Dio e per la Madonna.
si chiede con fede dove siete, anche la Madonna può donare le grazie, perché una volta in Amazzonia la Madonna, una persona era preoccupata, aveva portato le sue cose, rosario, libri, statue, perché nell'ora dell'apparizione chissà la Madonna benedice. E la persona era preoccupata perché pensava che per essere benedetto dalla Madonna doveva arrivare più vicino possibile per avere la grazia. E la Madonna quel giorno ha detto: no, ho benedetto anche la sua famiglia che era molto lontana da dove eravamo noi. E lei era sorpresa: ma anche la mia famiglia che era dell'altra città? Sì, la Madonna non c'è distanza. La Madonna benedice tutto, anche se quando la Madonna benedice lì in Amazônia, come dice, oggi sto a benedire tutta l'umanità, la Madonna sta anche a benedire Slovenia. Amazonija je siromašna dežela, zato je Marija od vas želela, da poskrbite tudi za posebno hišo dobrote, kot znamenje solidarnosti, dobrodelnosti, spoštovanja do ubogih. Sì, in Amazônia há due realtà. Manaus, che è la capitale, è una città grossa, dove ci sono tante industrie, lavori, tutto. E ci sono le città lontano da Manaus, più nell'interno, che ci impiega di barca tante volte 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. Quelle città sono le città più povere. Come Itapiranga è una città che adesso comincia a crescere, diventare una città meglio, diciamo, organizzata, perché nell'inizio delle apparizioni era una città molto piccola, non aveva niente Itapiranga. Tanto che ho domandato alla Madonna perché ha scelto Itapiranga. E la Madonna ha detto che Dio sceglie sempre luoghi lontani, semplici, nascosti, che nessuno conosce, che ricorda Betlemme e Nazareth, dove loro hanno vissuto. E che Itapiranga ha detto, luogo così lontano, sconosciuto e semplice, ma così grande agli occhi di Dio. E in Amazzonia c'è questa realtà, Manaus, questa città grossa, e le altre città attorno che sono più povere. E la Madonna ha detto che noi dobbiamo ricordare delle persone più sofferenti, che non hanno quello da mangiare o da vestire. E lì a Itapiranga ha chiesto di fare questa casa dove si aiuta i poveri con minestrone, cibo da mangiare e anche vesti che i pellegrini portano per i più poveri, per quelli che non hanno niente. In Amazzonia tanti lì non è che dormono in un letto, ma tanti nelle amache che si in ganci, che è più facile per tanti. E tante volte le persone portavano là a Itapiranga queste cose per distribuire alle persone più sofferenti. Ma quel posto non è solo per questo, è anche per catechizzare, parlare di Dio, insegnare alle persone a sapere che tutto quello che stanno a ricevere dall'altro, di un altro fratello, è un dono dal Signore e che loro devono essere ringraziati al Signore, lodare a Dio, avvicinarsi dal Signore che ha pensato in loro, che ha visto che pensa anche nelle loro difficoltà e che è vicino, per non essere solo una cosa così da donare e dopo basta, hanno ricevuto e vanno via. No, abbiamo insegnato che devono ringraziare a Dio, che devono ringraziare la Madonna e San Giuseppe e a catechizzare parlando, pregare il rosario in famiglia, fare come deve essere le cose giuste, insegnare la fede. E così tanti cominciano a imparare. Kaj vam pove Jezus, ki pravite, da večkrat spremlja v prikazanih Devico Marijo, svojo mater in svetega Jožefa? Gesù viene a dire mensaggi che riguarda primeramente alla Chiesa, alle famiglie, a tutti noi personalmente, a ognuno di noi e anche al mondo da ogni paese, perché Gesù e la Madonna hanno detto che i messaggi che parlano a noi non è solo a noi che loro parlano, ma è per tutta l'umanità. Ci sono messaggi che è per l'Amazzonia, per la nostra realtà. Ci sono messaggi che è per tutto il mondo,
e ci sono messaggi che è per tutta la Chiesa. E io penso così, come Dio è sapiente, che cerca nei messaggi di insegnare e parlare le cose che siano giuste ad ogni posto. Perché se le persone di Slovenia vanno a cercare di leggere i messaggi che Dio ha donato in Amazzonia, non capiranno, perché noi capiamo la nostra realtà, cosa Gesù ha parlato a noi nella nostra zona. Ma qui in Slovenia, quando sono qui, Gesù parla messaggio alla Madonna che riguarda la vostra realtà, ma anche a tutto il mondo in generale. Allora dobbiamo capire che i messaggi della Madonna o di Gesù sono un messaggio di fede, di preghiera e di conversione, perché in ogni posto dove sono andato c'è questa difficoltà. Manca la fede, manca conversione, manca la preghiera nella vita di tante persone, perché tante persone si sono dimenticate da Dio e non pregano e non vanno in chiesa. E dappertutto, sia in Slovenia, o sia in Italia, sia in Brasile, sia in Ecuador o in altri posti vicino da noi, tante persone, il tempo è un tempo difficile, manca fede. Prikazovanja svetega Jožefa ob Mariji in Jezusu so za nas nekaj neobičajnega. Naročeno vam je bilo, da naj razširite češčenje do prečistega srca svetega Jožefa. Poznamo ga kot krušnega očeta Jezusa, njegovega rednika in vzgojitelja, zaščitnika in zaščitnika njegove zakonite žene, device Marije, pa zavetnika vesoljne cerkve, priprošnika za srečno smrt, kot sem že dejal. Zakaj hoče Bog upeljati to pobožnost do srca svetega Jožefa? Perché la persona di San Giuseppe è importante, perché Gesù dice non può la Sacra Famiglia rimanere senza di lui, perché la Sacra Famiglia è Gesù, Maria e Giuseppe. Come pregare solo la Madonna e dimenticare il suo sposo, quello che ha aiutato tanto la Madonna e il bambino Gesù? È Gesù e la Madonna che chiede questa devozione al cuore di San Giuseppe. Perché? Perché i loro cuori sono tre cuori uniti in un solo amore. Come questo è avvenuto? San Giuseppe, quando si è sposato con la Madonna, si è unito alla Madonna e tutti e due diventato, come dice nella parola, l'uomo si unisce alla sua donna e diventano un solo. Allora il cuore di San Giuseppe con il cuore della Madonna sono diventati un solo nell'amore. E come la Madonna era incinta del bambino Gesù, il cuore della Madonna è stato unito con il cuore di Gesù nell'amore. Allora, se il cuore della Madonna era unito con il cuore di Gesù, anche il cuore di San Giuseppe era unito con il loro cuore, tutti e tre in un solo amore, perché è il modello di famiglia, di santità di famiglie sante a tutte le altre famiglie del mondo intero. E Dio vuole questa devozione dei tre cuori, una sola devozione in tre cuori. E è stato l'Amazzonia che ha ricevuto questa grazia. Perché? Perché Dio ha voluto così, la Madonna ha detto, era stata la volontà di Dio. San Giuseppe ha chiesto davanti anche al Signore che fosse in Amazzonia rivelato il suo cuore castissimo per tutta l'umanità. È la grazia che del Brasile, l'unico stato del Brasile che ha ricevuto questa grazia. E anche l'Amazzonia, che dall'Amazzonia si diffonderà per tutto il mondo. È unico, è l'inizio di tutto. Forse più avanti si parlerà ancora di cuore di San Giuseppe, perché la Madonna può fare, Gesù può apparire in un altro posto, ma è iniziato tutto in Amazzonia, perché è stata la volontà di Dio. Kaj pa sporočila svetega Jožefa, o čem vam on največ govori? V nekem sporočilu, ki vam ga je dal, sem tudi prebral, da nas opozarja zemljane, da če se ne spreobrnemo, če ne bomo verovali, bomo pogubljeni. Perché il messaggio di San Giuseppe del suo cuore castissimo, la devozione, tutto quello che Gesù ha insegnato primo mercoledì del mese, di fare a San Giuseppe, lo scapolario di San Giuseppe o il rosario di San Giuseppe,
perché quando arriva tempi difficili nel mondo e nella Chiesa, prima di questi tempi difficili, Dio dona la medicina per guarire questa malattia che appare. E qual è il tempo difficile attuale? Le famiglie sono minacciate. Oggi divórcio, adultério, lo sposo che non è fedele alla sua sposa, che lascia la sua sposa con i loro figli e va a vivere con un'altra persona. Questa è la realtà attuale in tante parti del mondo, anche in Amazônia. Pensa che la Madonna ha detto dell'Amazônia. Amazônia è luogo di adultério, di tanti peccati di adultério e di aborto. Amazônia. Se l'Amazônia è così, pensate gli altri luoghi più grossi del mondo. E la Madonna ha detto di vivere la fedeltà del matrimonio. E che tanti sposi non fanno questo perché non chiedono anche la protezione di San Giuseppe. Gli uomini. San Giuseppe è modello per tutti gli uomini sposati e che loro devono chiedere aiuto del suo cuore per rimanere fedeli al loro matrimonio, alla loro sposa e per essere amorevoli con i loro figli. Ma c'è un altro male che appare nel mondo. Oggi l'uomo ha perso la sua identità. L'uomo non vuole più essere uomo, la donna non vuole più essere donna. L'uomo vuole vivere con l'uomo, la donna vuole vivere con la donna. E Dio ha detto che la grazia della devozione di San Giuseppe è per venire a mostrare l'esempio di vita santa, di come vivere a Dio fedeli e obbedienti nella nostra vera identità, vivere come uomo e come donna. San Giuseppe, vero uomo giusto, casto, puro, Madonna, vera donna, immacolata, pura e santa. Modello per tutti gli uomini e donne nel mondo tutto, che il demonio tenta con queste cose sbagliate. Kako to, da ste se iz Amazonije, iz Brazilije, ki ima skoraj 200 milijonov prebivalcev, 27 zveznimi državami, kolikor se spomnim, podali tudi v druge države, v Evropo, v Slovenijo, ki nima niti 2 miliona ljudi? È stato tutto Dio. Dio fa tutto. Io non pensavo mai di uscire da Manaus, perché quell'anno lì, come partire? Già era difficile andare in Brasile, pensare in un altro paese, Italia o Slovenia, ma la Madonna mi aveva detto i miei messaggi arriveranno a ogni parte del mondo. Ho detto, ma come? La Madonna ha detto, non preoccuparti, l'opera è mia. I miei messaggi arriveranno nel posto che Dio vuole e tu andrai a parlare di questi messaggi. Ma io pensavo, quando sarà questo? Un giorno Gesù appare alla mia madre. Era stato nel tempo che io per la prima volta sono andato a São Paulo, perché mi hanno invitato ad andare a São Paulo per testimoniare i messaggi e le apparizioni della Madonna. Io ero lì a São Paulo, stavo tornando a Manaus, stavo arrivando quel giorno che Gesù ha dato questo messaggio a mia madre, e mia madre stava andando alla messa e Gesù parla con la mia madre. Maria do Carmo, guarda verso il cielo, è dove il tuo figlio Edson andrà. E la mamma ha visto il cielo azzurro e Gesù che faceva un cammino in cielo come una strada con nuvole bianche, che disegnava in cielo Manaus, São Paulo, São Paulo, Manaus, Manaus, Rio de Janeiro, e dopo lungo São Paulo e o lungo São Paulo, Itália, dall'altra parte, lungo. E la mia mamma, Itália? Mio figlio andrà in Italia? Ma come Gesù? E Gesù ha detto, sono io che farò, non preoccuparti. La mia mamma racconta a mia sorella, Glaze, mio figlio Edson, tuo fratello, andrà in Italia. La mia sorella non credeva, era incredula. No, questo mai succederà. Quando che Edson andrà in Italia? Non sa neanche parlare italiano. E quel giorno stavo arrivando a Manaus, mio papà va a prendermi in aeroporto, arrivo da São Paulo, arrivo a casa e dico, mamma, ho conosciuto un sacerdote a São Paulo italiano e lui mi ha detto che mi porterà in Italia.
E la mia sorella guarda la mia madre, surpresa, è vero. E da lì sono venuto in Italia, perché questo sacerdote mi ha portato in Italia in un posto che la Madonna mi aveva parlato in Amazzonia a 95, che era veramente apparsa, che era Ghiai de Bonatti. E io non sapevo dove era Ghiai de Bonatti, perché non sapevo neanche dire Ghiai, sapevo solo Bonatti, che la Madonna è apparsa nel 1944 a una bambina di 7 anni e che le persone quell'anno lì non hanno creduto nella bambina. La Madonna aspetta tanti anni per apparire in Amazzonia, 50 anni dopo, per apparire in Amazzonia nell'anno di 95, per dire che era veramente apparsa a Ghiai de Bonatti, che non sapevo che era in Italia. Mi aveva solo detto il nome. Quando a São Paulo parlo questo nome, Gesù una volta e la Madonna mi hanno parlato questo nome e Gesù mi ha ricordato oggi questo nome. Il sacerdote è rimasto sorpreso e si avvicina da me e mi domanda: sai dov'è questo posto? Ho detto no, padre, non sai niente. No, perché ti hanno parlato questo nome? Perché la Madonna è apparsa lì e non hanno creduto. E il sacerdote dice: lo so dov'è, è vicino da dove sono io, ti porterò in Italia. E da lì tutto è cominciato. E sono finito fino qua in Slovenia. V Italijo niste bili poslani le v kraj, kjer se je Marija že leta 1947 prikazala Adelaidi Roncalli, da bi nekako potrdila to prikazanje, da je bilo pristno. Zakaj ste odšli tja, pa tudi v Monte Chiari, kjer se je Marija prikazala Pierini Gili leta 1946 kot rože skrivnostna? Sì, perché padre Vincenzo Savodi, questo sacerdote che era a São Paulo, aveva una devozione anche a Madonna Rosa Mistica di Montichiari Fontanelli, perché lui ha conosciuto personalmente Pierina Gili. E quando o padre Vincenzo Savodi ha saputo il mio primo racconto, come ho visto la Madonna per la prima volta, quando è apparsa a me a Manaus, nel 31 maggio di 1994, che dopo domani sarà, diciamo, l'anniversario di questo giorno, che ho visto la Madonna la prima volta, la Madonna è apparsa come è apparsa a Pierina Gili a Fontanelli. Ho visto così, con un manto bianco, veste bianca e 3 rose. È stato la prima volta che ho visto la Madonna, è stata così. Dopo tanti anni ho domandato alla Madonna perché è apparsa a me per la prima volta con le 3 rose. E la Madonna mi ha fatto capire e mi ha detto che la diocesi dove c'è il vescovo attuale di Itapiranga, Carilo Gritti, che ha fatto tanto lì a Itapiranga per la Madonna, la diocesi è stata creata dal Papa Paolo VI nel giorno 13 luglio di 1966, che era nel giorno delle apparizioni di Fontanelli e Montichiari a Pierina Gili, 13 luglio, Rosa Mistica. Per questo la Madonna mi ha mostrato, quando è apparsa così, già mostrava che doveva andare a Itapiranga, dove c'è la diocesi del vescovo Carilo. Na kratko nam povejte, ste že obiskali tudi Medžugorje in kaj mislite o tamkajšnjih prikazovanjih, ki bodo letos 24. junija imela že 32 let? Sì, i miei amici mi hanno portato lì a Medjugorje e sono stato già lì a visitare. Posso dire che è un posto veramente, con la presenza della Madonna, veramente la Madonna è lì con Gesù. Anche se non è apparso San Giuseppe, ma San Giuseppe è lì anche. E la Madonna che è una grazia per Bosnia, per Medjugorje, anche per il mondo, perché ogni posto dove la Madonna appare è una grande grazia per l'umanità. Sia Fátima, sia Lourdes, sia Banô, Bourém, dove la Madonna è apparsa anche a Belgio, Quiberro in Africa, o Itapiranga, o Medjugorje, la Madonna può andare dove vuole. O Ghiai di Bonatti in Italia, 44, Adelaide Roncalli, la Madonna è una sola, è la stessa. E questo fa ricordarci quello che dice il Signore nella parola, nel profeta Gioele, capitolo 3,
quando lo Spirito negli ultimi tempi che sofferà, verserà lo Spirito sopra ogni essere vivente e che i giovani avranno visioni, gli anziani sogni, perché lo Spirito Santo sta lavorando nel mondo nel nostro tempo, con le grazie. E le apparizioni della Madonna è questo, come Gesù ha detto che nel finale di tutto, quando consegnerà al Padre l'umanità, ogni posto dove la Madonna è apparsa no mondo è come una piccola parte che forma un quadro. Che Medjugorje, Fátima, Itapiranga, Monte Chiari, Ghiai de Bonatti ou Apparizione nel mondo è un mosaico che Gesù offrirà nelle mani del Padre nel finale di tutto. Vi ste imeli še enega brata Quirina, ki je 11-leten leta 1989 umrl v prometni nesreči. Marija ga je celo pokazala v videnju vaši mami. Kaj nam lahko poveste o tem? Sì, il messaggio del mio fratello, che la Madonna ha mostrato al mio fratello, è per consolare le madri che hanno perso i loro figli, di non scoraggiare, di non perdere la fede e di non bestemmiare contro Dio, arrabbiate, perché questo è stato uno dei messaggi che la Madonna ha dato alla mia madre. Tu sei stata sempre piccola davanti a mio figlio Gesù e non hai mai bestemmiato. Domandava solo perché è successo questo, ma tu non hai offeso mio figlio Gesù arrabbiata e neanche bestemmiato contro mio figlio. E io e mio figlio Gesù ti abbiamo tenuto nelle nostre braccia per consolarti e donare un poco della nostra forza e nostro amore per sopportare il dolore della perdita del tuo figlio. E la Madonna dice che questo messaggio che ha mostrato il mio fratellino alla mia madre, fino ad oggi, quando noi ricordiamo la nascita del mio fratellino, che è 19 gennaio, che era il giorno del suo compleanno, quando la Madonna appare, tante volte la Madonna mostra il mio fratellino. E lui è molto bello. Gesù ha detto che mio fratellino è un santo, e che è un santo della nostra famiglia, che intercede per noi. Io posso dire che mio fratellino, prima di morire, era totalmente diverso di tutti gli altri bambini che erano lì attorno a casa. E mio fratellino ci parlava del cielo, di Gesù. Per un bambino di 11 anni, come si può un bambino parlare di cielo, di Dio così bello? E io posso dire anche, questo ho visto io e i miei fratelli. Nel giorno 1 settembre di 89, mio fratello è morto alle ore 3 del pomeriggio, nell'ora della misericordia. Mattino presto, quando io e mio fratello ci siamo svegliati per andare a scuola, a guardare Quirino, abbiamo visto il nostro fratello molto bello, come se avesse una luce attorno a lui. Quando ho guardato mio fratello, che era luminoso di luce, chiamo la mia sorella Glaze, Glaze, vieni, ma che vedi? Guarda Quirino, cosa vede? E mia sorella, senza sapere quello che vedevo io, mi dice, ma lui sembra che ha una luce attorno a lui. Ho detto, sì, vedo la luce. E mio fratellino, nel giorno lì, quel giorno, era dietro a casa nostra e entra a casa e dice a mia madre, mamma, ho ascoltato un suono molto bello che veniva dal cielo, come una tromba, che faceva tum, come se Dio stava chiamando già il mio fratello. E mio fratello dice alla mia mamma, mamma, non sono venuto per essere peccatore, non sono venuto per morire anziano, perché io voglio diventare un santo e angelo del Signore. E la mamma non capiva. La mamma dice, ma tu vuoi questo? E mio fratellino diceva, sì mamma, io sarò un angelo e santo del Signore, è questo che lo voglio. E 3 del pomeriggio mio fratello è morto, giocava a casa, si è fatto male giocando. E lì è morto e è stata la chiamata di Dio, ma anche la nostra chiamata, perché io dico, quel giorno lì non capivo, vedevo la morte come una cosa brutta, di tanto dolore. Quando la Madonna è apparsa a me, la mia madre,
non vedo la morte come una cosa brutta, io vedo la morte, quando arriva il nostro giorno, come il giorno più bello, perché è quando noi vedremo Dio per sempre, per tutta l'eternità, il nostro incontro con il Signore nell'ora della nostra morte. E se abbiamo fatto la volontà di Dio, siamo stati a vivere quello che Gesù ci ha insegnato, vivere i comandamenti, non dobbiamo aver paura dell'ora della nostra morte, sarà il giorno della nostra libertà per sempre, saremo con Dio e con la Madonna. E la morte è diventata per me non una disgrazia, ma una grazia di Dio. Marija je vam in vaši mami tudi pokazala še posebej nebesa, vice in pekel. Nam lahko malce bolj podrobno opišete to doživetje? Kaj ste tam videli, kaj doživeli? Sì, la Madonna ha mostrato. Perché ha mostrato il cielo, l'inferno e il purgatorio? Perché voleva mostrare questa realtà che tante persone non credono più. Perché le persone nel mondo oggi pensano, posso vivere come voglio, perché nel finale della mia vita non c'è inferno, allora posso fare quello che mi piace. E non è così. C'è un'altra realtà dopo la nostra morte. E se noi abbiamo fatto veramente la volontà del Signore, andiamo in paradiso. 3 volte la Madonna mi ha mostrato il paradiso. Un giorno è stato nel giorno del mio compleanno. 3 volte ho chiesto alla Madonna di portarmi con lei in cielo. Volevo già andare, ma la Madonna ha detto no. Tu andrai quando finirai la missione che Dio ha donato a te. E 3 volte ho chiesto, e era come un regalo di compleanno. Perché non mi porti adesso con lei in paradiso? E la Madonna dice no, di aspettare la volontà di Dio. E mio amico che era vicino a me, quando la Madonna è andata via, era il giorno del mio compleanno, doveva essere molto felice. E mio amico dice, perché sei triste? È il giorno del tuo compleanno. Ho detto perché ho chiesto alla Madonna di portarmi in paradiso, ma non mi ha portato. No, Edson Glauber, tu non lo sai cosa chiedi e dice. Ho detto no, tu non lo sai cosa dice. Se tu vedessi la Madonna, voleva morire per andare in cielo con lei per sempre. E la Madonna ha mostrato il cielo, quel giorno lì, non si può descrivere, ma dice, lì non si soffre. Erano tutti lì con Gesù e con la Madonna, con vesti chiare, verde chiaro, azzurro chiaro, giallo chiaro, vesti. E ho capito che quel colore significava anche le virtù di ogni anima, le virtù, gli amori che hanno avuto per Dio. E che lì non c'è più, diciamo, non è che uno è preoccupato perché quello è un posto così, quello... non c'è gelosia, tutti noi siamo lì per ringraziare a Dio per il suo amore e avremo conoscenza di Dio in cielo come abbiamo amato Lui in terra. Se tu hai amato Dio più di me, tu avrai più conoscenza di Dio in cielo di me. Se io ho fatto sforzo di amare ancora di più in terra, avrò questa conoscenza più degli altri che non hanno fatto. Grado di gloria in cielo, così, ma senza gelosia, senza litigi, tutti ci amiamo. E anche purgatorio, la Madonna ha mostrato purgatorio come un posto, era come se avesse tanta nebbia, scuro, nuvola, ma caldo, buio anche un po', più fondo, e le persone che piangevano, che chiedevano preghiere. E la Madonna ha mostrato che c'è il purgatorio che è più vicino dall'inferno e il purgatorio che è più vicino dal cielo. E quelle anime che sono nel purgatorio più lì sofferente, doloroso, sono le anime che hanno più bisogno della nostra preghiera, perché loro sono lì, ma vogliono uscire da lì non perché vogliono essere con Dio, perché non vogliono soffrire, piangono tanto, soffrono tanto. E la Madonna dice che quando noi preghiamo per queste anime dimenticate che soffrono di più nel purgatorio, la nostra preghiera aiuta loro a desiderare, a essere con Dio, ad amare Dio, perché si solleva le loro sofferenze, loro cominciano
a desiderare essere con Dio, capiscono che devono desiderare stare con Dio, che devono anche purificarsi lì, accettare con pazienza il momento, e è così che cominciano a liberarsi con l'aiuto delle nostre preghiere a arrivare dal Signore. E la Madonna ha detto che il mio nonno, papà della mia madre, è rimasto in purgatorio per tanti anni, ma che adesso è in cielo, grazie alle nostre preghiere. Nel nostro tempo, si potesse dire, è rimasto come da tanti anni, 16 anni in purgatorio. E che le piccole sofferenze in purgatorio è come se fosse tutte le grosse sofferenze del mondo a succedere con te nello stesso tempo, per dire che è grande dolore. E una volta Gesù appare con la Madonna e prima di andare via Gesù mi dice: quando vado con la mia madre via, tu sentirai solamente un poco il dolore che le anime del purgatorio sentono della mia mancanza. Per me sembrava il fine, perché ho pianto, volevo vedere Gesù e non potevo. E ho sofferto molto, molto. I miei amici si sono spaventati perché non vedevano mai piangere, a vedere io piangere così tanto, che io soffrivo tanto. E dopo hanno pensato cosa forse lui ha visto, ma dopo ho spiegato che era la nostalgia di Dio, di che volevo essere con Dio e non potevo, e che Gesù mi ha fatto sentire solo una piccola goccia di quello che le anime del purgatorio soffrivano, con nostalgia di volersi essere con Lui e non potevano ancora, perché non erano pronti. E è duro sentire questo dolore. E inferno, un'altra realtà. Ho visto un luogo scuro, non si può anche spiegare, un luogo che è scuro e nello stesso tempo c'è fuoco. E lì c'è tanto odio. Le anime non amano più a Dio, a nessuna persona, solo odio. Quando ho visto l'inferno che Gesù e la Madonna mi hanno mostrato, quando non ho più visto questa visione, per me era una gioia e una felicità sapere che io sono intera e che ho ancora l'opportunità di imparare ad amare, perché a vedere tutto, sentire tutto quell'odio lì che c'era nell'inferno, a me mi ha fatto impressione, mi ha spaventato l'odio che si c'è nell'inferno. E la più sofferenza è solo di guardare il demonio, Satana, perché lui è odio. Se Dio è così bello, meraviglioso, che non si può descrivere, e il demonio è totalmente contrario. Solo di guardare il demonio si soffre nell'inferno. Il dolore della Madonna è che tanti giovani erano nell'inferno, mi ha mostrato giovani a cadere, essere nell'inferno, perché la Madonna dice che Satana vuole fare di questa generazione di giovani nel mondo attuale la generazione più vergognosa e perduta del mondo. Per questo tanti giovani nella droga, giovani che si uccidono tra di loro, giovani che satanismo, cose brutte, che portano tatuaggi, demonio nel corpo, tutte queste cose, magie nere. Perché? Perché il demonio vuole rovinare i giovani. E la Madonna mi ha mostrato tanti giovani nel fuoco dell'inferno a causa dei loro genitori che non hanno parlato di Dio ai loro figli, che non hanno pregato. Ho trovato genitori che soffrono per i loro figli, che pregano per i loro figli, ma ho trovato tanti genitori che non vogliono andare in chiesa, che non amano Dio e che erano arrabbiati quando vedevano i loro figli andare in chiesa o alla Santa Messa. Ci sono tutti questi tipi di genitori nel mondo. Ker se čas za najin pogovor že izteka, vas prosim ob koncu še za zelo kratke odgovore. Zanima me, ali je res, da bodo za spreobrnjenje sveta, človeštva potrebne še težke preizkušnje in da lahko pričakujemo dogodke in nesreče, ki bodo prizadele svet. Kaj nam lahko izdate iz skrivnosti, ki so vam bile zaupane, tudi o znamenju, ki naj bi ga Marija pustila v vašem domačem kraju, kjer se prikazuje, in je celo rekla, da ko bo se to znamenje pojavilo, bo za spreobrnjenje prepozno. Ci saranno tempi difficili nel mondo. Vediamo già che i tempi sono difficili.
ma anche se ci saranno le prove grandi, non possiamo vedere le prove o questi tempi difficili come un castigo di Dio, ma come un segno di liberazione che Dio agisce per salvare il suo popolo, perché anche se il male riempie il mondo con tante cose che vediamo nel mondo cattive succedere, la grazia di Dio sarà ancora più grande, il suo amore ancora più grande e misericordioso per salvare quelli che vogliono, perché non tutti vogliono ricevere la grazia di Dio, quelli che veramente vogliono ricevere questa grazia del Signore per mezzo delle apparizioni della Madonna. La Madonna mi ha rivelato segreti che riguarda l'Amazzonia, Brasile, Chiesa e mondo, che sono ancora segreti. E questi segreti, la Madonna quando mi ha parlato, non mi ha parlato mai per farci paura, ma per mostrare a noi, con preoccupazione e tristezza, la direzione della nostra vita che siamo a fare, camminare, e nelle sofferenze se non cambiamo vita, se continuiamo così. E quando la Madonna ha detto che a Itapiranga ci darà il segno nella croce lì nel monte, che ha detto che il tempo è adesso, che noi dobbiamo convertirsi, cambiare vita, perché tante persone ancora che dopo tanti segni, tante cose che Dio ha fatto nel mondo, tanti miracoli, le persone ancora hanno il coraggio di dire che Dio non c'è. Come ho detto in Italia, Gesù ha detto che Dio chiederà tanto da voi, perché Dio ha donato in Italia miracoli eucaristici, tanti santi. Se succedesse queste grazie in Amazônia, un solo, era per tutta l'Amazônia essere convertita. E l'Italia non è ancora convertita. Persone che non vanno in chiesa, persone che non credono in Dio, tanti che non pregano, che offendono a Dio. Un solo miracolo. Se Dio avesse donato in Amazônia una Santa Caterina, tutta l'Amazônia convertita, e Italia, San Francesco, Santa Catarina, Domenico, tanti santi, Santa Gemma, e nessuno cambia. E allora la Madonna dice, il segno quando vieni a Itapiranga sarà il tempo che dirà è finito. Quelli che veramente hanno accolto i suoi messaggi avranno una grande gioia. Ma quelli che nell'ultimo momento anche pentirsi dei suoi peccati, veramente come c'è nella parola, anche quello che nell'ultimo istante, con tutto il cuore, chiederanno misericordia del Signore, perdono veramente, questo avranno anche la misericordia. Najlepša hvala, gospod Edson Glauber. Ob koncu pokaživa tole knjigo, ki je izšla tudi v slovenskem jeziku, Čaščenje prečistega srca svetega Jožefa. Predgovor in posvetilo nekako je vanjo napisal vaš pristojni škof iz Amazonije, ki je tudi vaš škof, ki vas podpira pri tej evangelizaciji, širjenju sporočil in čaščenju vseh treh src, Jezusovega, Marijinega in srca svetega Jožefa, tako da tudi naši gledalci si lahko nabavijo to knjigo v slovenskem jeziku. Želimo vam, da še naprej pogumno izvršujete vaše poslanstvo v svetu in med nami in vse dobro do prihodnjega snidenja, upajmo spet tukaj v tem studiu. Io che vi ringrazio questa opportunità e anche a nome del mio vescovo ringrazio di potuto essere qui con voi a parlare dei messaggi di Itapiranga. Amen. Hvala. Grazie.